Allora Cristina, ecco, siamo arrivati in una spiaggia bellissima che è quella di Mariermi. Guarda i colori. Siamo vicini a Salutas, ma Mariermi è ugualmente bella, con la sabbia, più che sabbia, quarzo, di chicchi di quarzo, bellissimo. E qua parte anche a breve una lecca a cama 360 gradi per farti vedere i colori che ci sono in questa fine primavera. Vai lecca a cama! Ho preso anche i cat surfisti, che non so se si vedono, però non so di là. Ecco qua Cristina, praticamente siamo nei pressi del faro, è un po' lontanuccio ancora, ma non è il nostro obiettivo perché abbiamo altro da vedere, giusto? Giusto! Che corretto, di nuovo, giusto? Giusto! Va bene, sono immerse in questa minchiata, vabbè, è ultimo. E quindi ti farò vedere un po' il... Comunque, ti farò vedere dove stiamo per arrivare, ma non arriveremo questa volta perché abbiamo altri obiettivi. Ed è il faro di Capomanno. Io non so se è col dito indicatore vicino perché non vedo niente, vediamo un po', ecco il dito indicatore qua, il faro dovrebbe essere questo, anche se non è che vedo tanto bene, dovrebbe essere qui, aspetta che allontano il dito, ecco là. Ma non arriveremo lì al faro, arriveremo da qualche altra parte. Il percorso penso che sia stupendo perché ogni curva, ogni sbucata da un cespuglio trovi una nuova panoramica, una nuova scogliera, con delle forme diverse, colori diversi e vento diverso. Il cammino continua e ti faccio percorrere il nostro tracciato che è strettissimo, ma riusciamo a camminare in mezzo a ginepri, in mezzo a questi fiorellini gialli di cui non conosco il nome. Incredibile, è super bello. E proseguo in mezzo a sto vento, in mezzo a questa tempesta. Giro a destra, vado a sinistra, mi fermo, osservo il lentischio, mi guardo indietro, vedo la torretta e continuo imperterrito in questa stradina scoscesa, ricca di rocce, di vento, ricca di tutto. Io continuo imperterrito. Eccoci qua Cristina, adesso siamo arrivati alla torre di Capomanno. Eccola qua, bellissima. Bellissima, e da qui tutto una parte del golfo di Listano con San Mesalonga. Vediamo un po' se riesco a fartela vedere col dito indicatore, col dito, comunque eccola qui, San Mesalonga, bellissima. Lo stagno di Puzzuidu, più in là Sarchittu e andiamo avanti verso Bosa. E poi circumnavigliamo e circumnavigliamo attorno alla torretta con tanto vento. Siamo sopra Capomanno adesso e da qui sopra vedremo la panoramica di San Mesalonga. Ciao Cristina, dai, comunque ti
ti faccio una panoramica di questo posto spettacolare. Ecco qua Cristina, siamo arrivati. Dove siamo arrivati? San Salvador. San San Salvador. No, non è questa. Attenzione, abbiamo già i primi segni di follia. Questo praticamente è un paesotto di pescatori dove praticamente è stato girato anche un film negli anni 60, penso, un film western o qualcosa del genere, perché è composto da casette tutte bassottine, bellissime, e adesso ti farò una prima visione. Ecco, vedi? Adesso ci addentriamo in quello che è San Salvatore, il paese dei pescatori di Cabras, o lì vicino. Che bello, eccolo qua, che bellezza. È una lecca cama a 360 gradi minima, non saprei, però continuo, anzi chiudo e ti farò vedere la piazza più tardi.